Sicuramente è stata una bellissima impresa, perché una ida vittica come Tazzonara, ricordo sempre da tutto, che tenevo comunque sempre 2000 abitanti, anzi sempre del manco, poi è una ida e il spopolamento è sempre all'ordine del giorno. Sicuramente i morti sono giunta i skinaskinti, quindi è veramente una cosa fin troppo umana per ida. Però se si sanno a cosa aperto e che le uso seguire a Isare poi non si è meritato. Questa è una realtà dei bifidi de Vallone, i giocatori, i tifosi, la dirigenza si impegnano a tutto e è veramente un bello progetto. Spero che si cada in Isano hai fatto tenere su metà spippioso e metà giovane che tengono ancora fame e gana di giocare a pallone. E questa dirigenza è una schiadeasi da sempre, da 40 anni sono sempre un gruppo, prima un gruppo di amici e poi si è sempre dato un qualcun altro, fino a completare con metà femmina, questa è una realtà molto importante, perché comunque una mano femminile per ogni cosa, non solo possiamo unare prattos o possiamo unare scontos, questo è importante. E come tenente gana di crescere tutti i punti in Gustavus e giustamente come che lente seguire e migliorare, perché questa gente umile è abituata a traballare, quindi insomma si è realtà di ogni giorno e quindi che lente seguire può migliorare in tutte le cose. No, sicuramente è meta difficile, ho fatta in altro tempo, non meta sanno fare, però io che ho sempre giocatori di un certo livello, di un certo spessore, forse se questa si modifica sia dei campionati interregionali, sia dei continenti, un vago quanta migliorare l'eccellenza, appunto, quindi essendo su principale campionato sardo, ovviamente è una bella vetrina, soprattutto per Saida, in 10 commenta e magari queste corte aperte, se Saida poi dove prendere a chi manta pullman, prende gente, non montano in macchina, è una bella velocità per Saida, poi te può andare innanzi, no, devo ringraziare sempre di Saida, le attività di spitticas e tutto quanto, altre risorse si pagano di news. Ma non so, sicuramente non si pone per un limite, perché insomma, l'entusiasmo è meta e sono una squadra giovane, non si può dimenticare che ha giocato sempre le partite con 97, con 98 in campo e non punto manco fuori quota, mentre le altre squadre ha giocato sempre con i fuori quota giusto, insomma, di 96 e di 91, quindi po' indole, insomma, po' natura non si pone per un limite, quindi è importante stanno a salvare il prima possibile proprio per cercare di giocare e vincere che qualcuno giovane e che qualcun altro che merita, che non manca da mai un allenamento, nonostante le condizioni sia climatica sia di altro genere siano un po' complicate. Andava bene, il Lello in Santo su, a si con salute. A tra con salute.